Una buona giornata, ben ritrovati dalla redazione di 7 in punto. Qui con noi quest'oggi, nella prima mezz'ora di trasmissione perlomeno, c'è Bruna Graziani, scrittrice, ma come poi capirete nel corso di questa mezz'ora non solo scrittrice. L'abbiamo invitata perché ci ha incuriosito in particolare un suo lavoro, che è l'ultimo lavoro, che è questo Desperate Writers, vademecum per scrittori irriducibili, ma in realtà è solo una delle tante cose che lei ha fatto. Adesso insomma tra un po' lo vedrete anche inquadrato. Eccolo qui. Allora Bruna, anzitutto questo vademecum da dove nasce? Beh, principalmente nasce da un elenco. Io tengo dei corsi di scrittura autobiografica e creativa, narrativa, ecco, più che creativa, insegnando così a scrivere ho capito che ci sono delle cose che ritornano, diciamo, negli scritti delle persone che io analizzo. E un po' alla volta ho stilato questo elenco con le cose caratteristiche principali che venivano fuori da questi scritti, e poi sviluppando punto per punto è venuta fuori questa mazzetta di cartelle che l'editore ha voluto pubblicare poi alla fine, con mia grossa soddisfazione, devo certo dire. Ma vabbè, naturalmente insomma, saranno molte le cose, ma ciò che voglio dire le saltava più agli occhi nell'analisi appunto di questi scritti, che cos'era? Ci sono tante cose, dalle cose più semplici a quelle proprio più consistenti. Le cose più semplici sono quelle che riguardano l'interpunzione. C'è una mania di utilizzare i tre puntini, probabilmente mutuata dall'uso degli SMS che insomma facciamo adesso. E i punti esclamativi, tantissimi punti esclamativi, sembrano tutti stupidissimi quando scrivono. Sì, ed è la prima cosa che dico: togliere punti esclamativi, non togliere, limitare l'uso dei punti esclamativi, dei tre puntini. Ma perché? Perché in qualche modo questo tipo di punteggiatura sporca, diciamo, lo scritto? Assolutamente sì, io li chiamo scarafaggi. Scarafaggi. Li chiamo scarafaggi proprio perché ce n'è un uso eccessivo e sporcano il foglio. Cioè io lo vedo subito, i primi testi sono carichi di questo. Allora al primo incontro dico, per lo scritto successivo, mi raccomando, ripulite il testo di queste due cose. La volta dopo vedo, insomma, sono già più contenta perché non ci sono più. È faticoso per chi è abituato a scrivere così, insomma, pulire? Allora, è abbastanza faticoso. Io stessa ho la tendenza a metterli, perché quando scrivo una mail, ad esempio, cioè mi viene da metterli, c'è poco da fare. Perché poi sembra però quasi meno simpatico, no? Se non usi, per esempio, sì. No, ma è questo, sì, appunto, è proprio come dire, boh, stupiamoci di questa cosa che ho detto. In realtà si può dire una cosa anche sobriamente ed eliminando certe cose che alla scrittura non fanno bene. Parlo di narrativa, ovviamente, poi chiaramente nella mail, nei messaggi possiamo fare ciò che vogliamo, però se vogliamo scrivere, ecco, quella è una cosa che bisogna assolutamente moderare. Ecco, ma chi fa questi corsi? Non so, chi vuole scrivere un libro, chi magari ha solo la necessità di capire come scrivere meglio? Guarda, la gente che viene da me è di tutti i tipi. Ci sono i ragazzi che vogliono scrivere, ci sono le persone che vogliono scrivere di sé, scrivere la loro autobiografia e non sanno come farlo. Ci sono anche le persone che vogliono scrivere racconti e romanzi, che è l'ambizione, diciamo, più alta, insomma, che a cui una persona possa aspirare. Ce n'è di tutti i tipi. Ma scrivere, cioè, per farsi pubblicare o non necessariamente? Allora, l'ambizione di molte persone è quella di farsi pubblicare, però non è facile e secondo me non dovrebbe essere nemmeno il fine principale. Bisogna amare la scrittura in tutte le sue forme, a partire da quelle minime di servizio, un biglietto di auguri, il contenuto di una pagina web, il tema di italiano, anche sto tanto vituperata verifica di italiano, e capisco i ragazzi perché molto spesso a scuola la letteratura si insegna, ovviamente in modo scolastico, si insegna la letteratura, si insegnano gli autori, però insegnare a scrivere è un'altra cosa, cioè non è detto che una persona che è laureata in lettere sappia automaticamente fare un racconto, un romanzo, sono due cose separate. Così come anche, per esempio, scrivere, fare giornalismo. Sì, immagino. Non necessariamente una persona che scrive bene, magari può avere l'intuizione o andare direttamente alla notizia o sapere come
porla. Ecco, ma poi chi sono per lo più? Sono ragazzi? Sono Guarda, la uomini, fascia sono di età donne? è attorno ai 40, dai 35 ai 50, ecco, questa è la fascia d'età. Quello che mi viene da chiedere è, perché citavamo i biglietti, anche i biglietti d'auguri, no? Sì. Non si scrivono quasi più però. È un gran peccato. È un gran anche peccato. le cartoline, cioè si è perso un po' anche quella voglia di scrivere perché c'è troppa tecnologia. C'è tanta tecnologia, però secondo me quello che è venuto meno è veramente l'amore verso la parola. La parola è tantissimo di ciò che abbiamo. Appunto, dicevamo prima, comunichiamo attraverso la parola e la parola dice tantissimo di noi. Quindi probabilmente c'è anche un po' di timore, di paura di esporsi, non lo so, di pudore, ma è una cosa che non dovremmo avere perché ci sono delle meraviglie che bisogna raccogliere, ecco. Certo, poi oramai no, purtroppo oltre ai punti esclamativi, ai 3 puntini, ci sono anche gli smile, ci sono i sorrisini, quello Sì. è un obbrobrio. Sì, è come la famigerata risatina che ho scritto anche lì, per favore non scrivetemelo. No, perché sì, ci sono tutte queste cose che secondo me deviano o deviano dalla responsabilità della parola stessa. Insomma, la parola può essere leggera, può essere pesante. Adesso non dobbiamo prenderla troppo sul serio, però dobbiamo allo stesso tempo prenderla sul serio perché veramente ci rappresenta completamente. Però insomma scriviamolo sto bigliettino, è così bello dedicare qualcosa ad una persona. È vero che ci mette alla prova e che mette a nudo i nostri sentimenti, però è anche una bella prova, è un atto di generosità nei confronti delle persone. E poi è anche un modo per pensare in una certa maniera un po' di più all'altro. Tu ti sei messo lì seduto e ti dedico queste parole, te le dedico col cuore, nel senso che non vado a cercare, come succede le frasi belle, insomma, che si trovano in internet. Ci sono io e ci sei tu. Insomma, io ti dedico una parola, conosco te, dico qualcosa di te, insomma, faccio questa cosa per te. E poi magari resta, no? Perché l'SMS a volte quando non c'è più spazio in memoria si cancella. Resta la carta, il libro, il bigliettino restano, insomma, mi rendo conto anch'io che a volte, insomma, prendo il cassettone e il cassetto del Comò, trovo lettere, bigliettini, che è bello, insomma, ricordare i diari di quando ero ragazzina, insomma mi fanno una gran tenerezza. Poi ripeto, quando faccio i corsi io parto sempre dall'autobiografia, ci sono tantissime cose da raccontare e ognuno ha una vita particolare che è veramente unica come le impronte digitali. Quindi ognuno ha qualcosa da raccontare e qualcosa su cui scrivere. Ma certamente, certamente, ognuno di noi potrebbe scrivere romanzi e racconti all'infinito. C'è una scrittrice, non è necessario che lo faccia, sopravvive, lo vive lo stesso. C'è una scrittrice che considero il mio faro che dice che chiunque è sopravvissuto alla propria infanzia ha storie da raccontare per il resto dei suoi giorni. Per cui se uno veramente vuole scrivere, che parta da quello che lui sa e da quello che lui ha vissuto. È un trampolino di lancio per poi trasformare le sue storie in qualcosa che può essere condiviso e letto da tutti. Anche perché poi rileggersi, no? È un po' come, al di là di un'autoanalisi, ma non solo, è anche proprio un rivivere magari anche emozioni e situazioni. Rivivi emozioni, situazioni, rivivi i colori, la musica, insomma, di quello che hai vissuto nel momento in cui tu hai scritto. Un tesoro che è un peccato lasciare così, che sparisca nella nostra amnesia, nel nulla, ecco. Perché poi magari il paradosso di questo periodo storico è che mentre se pensiamo, non so, ai nostri nonni, ai bisnonni, magari ci sono arrivati, in molte famiglie sono arrivate foto in bianco e nero piuttosto che lettere o cartoline, adesso abbiamo miliardi di foto, abbiamo profili sui social network, però siamo talmente magari esposti che forse ci rimette un po' la sfera più intima, no? Perché lì questo magari il modo di raccontarti è superficiale. Come pensi che gli altri vogliano vederti forse? Esatto, invece l'autobiografia ti costringe ad un lavoro che è completamente differente da questo, sei costretto a rimanere da sola con te stessa
è un gran lavoro di autoanalisi, anche se io non lo faccio per questo, perché io non sono una psicanalista, una psicologa, e quello che voglio fare... diciamolo, sono una farmacista. Una farmacista, quindi una donna di scienza. Sì, una donna di scienza. Però appunto ti costringe a misurarti con te stessa, e quando tu scrivi la cosa bizzarra è che quando tu scrivi l'autobiografia e scrivi di te, perché parti scrivendo di te e poi arrivi a scrivere di tutti, delle persone che hai conosciuto, dei fatti che ti sono successi, eccetera, però devi partire prima da te. Ricrei un'altra te, ricrei il tuo doppio, che questo è fondamentale. Un doppio che ti rappresenta, è come rivisitare il tuo passato e accettarlo alla luce di quello che tu sei adesso, ridai senso a tutto il tuo passato, e credo che sia una cosa molto importante. Poi vedi, la nostra autobiografia è una miniera, in che altro senso? Che puoi analizzare veramente a fondo anche il carattere dei personaggi che tu hai conosciuto, e siccome all'interno dei personaggi dell'umanità che noi abbiamo conosciuto i tipi sono veramente tanti, studiando e analizzando ognuno di questi tipi fai un bagaglio anche per scrivere eventualmente quello che... Ma per esempio, siccome appunto qui si parla di autobiografie, come si esce poi dalle sabbie mobili? O meglio, a volte se tu dovessi essere sincero fino in fondo, magari dovresti parlare anche o scrivere in un certo modo di persone che potrebbero offendersi, adesso pensando a qualcuno che poi legga, no? Quello che tu scrivi. Dipende da... È meglio essere sinceri oppure... Allora, il presupposto dell'autobiografia sì, è quello della sincerità, non della verità, e sono due cose diverse. Tu ti metti davanti al foglio, hai questa grande opportunità di raccontarti e di rivederti un po' da lontano, perché oggettivizzi, insomma, le tue memorie e le vedi da lontano nel foglio, sul foglio, sì, è una cosa... No, dicevamo, è meglio essere sinceri e quindi assolutamente sì, assolutamente sinceri. Anche rischiando magari di offendere qualcuno, ci sono degli escamotage. Dipende da quello che tu vuoi fare con la tua autobiografia. Se è una cosa che scrivi per te ti conviene essere sincera, se poi hai intenzione di fare della tua autobiografia qualcos'altro, là è una scelta che devi fare tu. Però diciamo la prima fase è quella della sincerità, sii sincera, perché questo insomma sarà utile. Sì. E com'è che una farmacista arriva a fare questo, insomma sostanzialmente fare di questo anche un lavoro, cioè dove è arrivata la svolta? Beh, guarda, fare la farmacista di questi tempi non è molto gratificante per tanti motivi. Io diciamo che ho messo a frutto una passione che ho sempre avuto, che è quella della scrittura, e alla fine sono riuscita a fare questa cosa che mi dà tantissima soddisfazione. Ecco, ma prima di questo insomma ci sono stati altri lavori, no? Beh, ho scritto molti racconti in varie antologie pubblicate per il Poligrafo di Padova anche, e per una casa editrice di Milano che si chiama Kabila. Insomma, ho fatto altri lavori di narrativa, però diciamo come vademecum di scrittura, questo è il primo lavoro che faccio. Adesso sto scrivendo un manuale proprio di scrittura autobiografica, di autobiografia, e insomma vediamo come va avanti. Ecco, ma in Italia sembra che, chiacchieravamo anche prima che cominciasse la trasmissione, sembra che da una parte tutti pensino di aver qualcosa da dire, quindi pensino di potersi far leggere, no? È vero che siamo un po', cioè, a parte insomma i vari Vespa, personaggi così che sfornano libri, gli instant book, no? Libri che poi magari sulla scorta di passaggi anche televisivi hanno, immagino, anche hanno dei riscontri anche a livello poi certo, loro vendono perché sono già dei nomi, invece un esordiente fa molta più fatica perché deve farsi conoscere, deve fare una gavetta mostruosa, deve andare in giro a presentare il suo libro, quindi insomma è molto faticoso. Ecco, quindi ci sono, a parte magari hanno anche qualche motivo per scrivere, insomma poi il giudizio personale va oltre, ma ci sono anche molte persone che sono proprio convinte di poter scrivere o che si
improvvisano, tutti i comici fanno un libro, molti giornalisti fanno un libro, molti politici poi scrivono, pensando di essere interessanti. Per essere invece davvero interessanti, che cosa bisogna offrire al lettore? Perché poi se uno compra il libro, vabbè, in qualche modo è già un successo, però penso che lo scopo sia anche farsi leggere, no? Tu non devi offrire niente in questo senso. Io penso che se tu hai qualcosa da dire e hai voglia di dirlo, puoi imparare a dirlo, perché questo è il passaggio successivo, devi farlo, ma devi fare quello che piace a te, senza pensare troppo a quello che può piacere all'altro, perché ognuno di noi avrà il suo pubblico, cioè ogni scrittore ha il suo pubblico, non necessariamente io devo scrivere per tutti, e non è neanche una cosa bella, perché ovviamente rischierei di fare qualcosa di forzato che non incontra poi il gusto di nessuno. Quindi fondamentalmente devi fare quello che piace a te, devi credere nella tua scrittura, e questo è fondamentale. Poi insomma chi ti ama ti segue, certo. Penso così. Da una parte ci sono queste persone, dall'altra magari ci sono persone che hanno un po' di pudore, no? A mettere poi nero su bianco il proprio vissuto, le proprie emozioni, e magari avrebbero molto da scrivere, molto da raccontare. Possiamo magari lanciare anche un appello, cioè, per far capire che... Guarda, allora la scrittura autobiografica a volte viene accusata di essere una scrittura appunto di persone che vogliono esclusivamente mettersi in mostra e farsi vedere. Invece no, non è così, perché appunto ha un sacco di implicazioni, e la considero anche un atto di generosità. Perché scrivere adesso, io ad esempio di mio figlio, non lo so, dei miei genitori, io credo che a loro farebbe molto piacere. Noi viviamo di storie, certo. L'essere umano si nutre, beve storie, ne ha proprio un gran bisogno. Sono indispensabili, come del resto a me piacerebbe che mi venissero in mano i diari di mio papà, di quando era ragazzo, oppure di quando aveva la mia età, e io lo vedrei, mi piacerebbe conoscere qual era il suo pensiero quando aveva la mia età o quando è stato ragazzo, insomma le esperienze che ha vissuto, vedere il suo punto di vista di allora, e penso che sarebbe una cosa molto bella. Anche perché leggere, no, dei tuoi genitori quando erano giovani te li fa vedere proprio con quegli occhi, ma magari certo. Quindi non con i capelli bianchi, esatto. Piuttosto che con io credo che immaginarli in quel contesto, sì. È un'emozione. È un grande atto di generosità, e oltretutto l'autobiografia ti costringe ad un'autoanalisi, ma tu appunto ripatteggiando con il passato ti ricostruisci in modo nuovo, e anche un modo che ti piace di più, ti fa star bene. Guarda, scrivere fa star bene, e quindi se stai bene tu, poi alla fine stai bene anche con gli altri. Non dico che sia la soluzione di tutti i mali, no, nel modo più assoluto, però credo che se fatta nel modo giusto sia molto molto efficace. Ma una domanda, vabbè, stupida se vogliamo, ma da cosa si parte? Puoi partire da dove vuoi, e ci sono tanti modi per fare autobiografia. Il modo classico, cronologico, sono nata, dove, eccetera, proprio. Quindi anche molto anche scolastico, schematico? No, è apparente, apparentemente tu parti da lì, e tu vedrai che mano a mano vai avanti, tu dentro le tue parole ci troverai il mondo, perché tu prova a vedere, devi vedere le cose, e cercando prima di analizzare tutte le cose che vedi in superficie. La superficie stessa è inesauribile, quindi prima di andare in profondità devi esaurire la superficie, che appunto, essendo inesauribile, ti dà già lì un sacco di storie che puoi raccontare. È una cosa magica, guarda, la parola attraverso l'autobiografia. Ma quindi non c'è un modo per organizzare poi questi pensieri? Sì, ci sono degli spunti, appunto c'è questo modo cronologico, c'è l'autobiografia attraverso le persone, l'autobiografia come epistolario, ce ne sono tanti modi, insomma, ci sono degli spunti, però veramente sono solo pretesti che poi tu puoi utilizzare giusto per dire, boh, parto da qua, e dopo veramente la tua scrittura deve essere libera, ti ritrovi a vagare in tantissimi argomenti. Ecco, e anche a ritrovare cose che mai avresti pensato di ricordare. O che avevi perduto. Bene, 2 minuti di pubblicità e poi ancora 10 minuti di chiacchierata, tra poco.
Rieccoci in studio con Bruna Graziani, scrittrice e autrice di un vademecum che si chiama Desperate Writers. Stiamo cercando di capire e anche insomma ci sta trasmettendo quanto sia bello scrivere per se stessi, magari scrivere anche per gli altri. Lei poi è un'esperta perché tiene dei corsi di scrittura creativa, però tornando a questa creatura, diciamo, a questo vademecum, che cosa insegna? Beh, insegna a rendere la propria scrittura più efficace, più empatica, perché non sempre quello che scriviamo riesce ad esserlo. Siccome chi viene ai corsi vuole diventare bravo, allora mi chiede ma cos'è che devo fare, insomma, per trasformare questo racconto in qualcos'altro. E che cosa deve fare? Allora, appunto, come abbiamo detto prima, la cosa più semplice è quella di regolare un po' le interpunzioni. Anche dal punto di vista grafico, quando mi mandano i racconti, voglio che siano messi in una certa maniera, perché l'ordine secondo me non è secondario. Un'altra cosa che raccomando sempre è quella di utilizzare le parole indispensabili per dire quello che si deve dire, perché utilizziamo tantissime parole inutili che appesantiscono il testo e quindi alla fine risulta tutto più pesante. Facciamo un esempio. Ci sono ad esempio delle paroline, altre paroline che io chiamo paroline insetti, perché sono delle parole generiche che non dicono niente. Invece bisogna essere concreti nella scrittura. La concretezza, attenzione, passa anche attraverso i sensi. Sempre il mio faro, Flannery O'Connor, dice che proprio se noi vogliamo scrivere non possiamo non utilizzare i sensi, perché è attraverso i sensi che noi facciamo esperienza di vita. E magari c'è anche sì, una c'è un parte pezzo che voglio leggere leggere perché è proprio indispensabile. La narrativa opera attraverso i sensi e uno dei motivi per cui, secondo me, scrivere racconti risulta così arduo è che si tende a dimenticare quanto tempo e pazienza ci vogliono per convincere attraverso i sensi. Se non gli viene dato modo di vivere la storia, di toccarla con mano, il lettore crederà a niente di quel che il narratore si limita a riferirgli. La caratteristica principale e più evidente della narrativa è quella d'affrontare la realtà tramite ciò che si può vedere, sentire, odorare, gustare, toccare. E questa è una cosa che non si può imparare solo con la testa, va appresa come un'abitudine, come un modo abituale di guardare le cose. Lo scrittore di narrativa deve rendersi conto che non è possibile suscitare la compassione con la compassione, l'emozione con l'emozione o i pensieri con i pensieri. A tutte queste cose bisogna dare corpo, creare un mondo dotato di peso e di spessore, e lo si può fare solo con i sensi. Quindi con i sensi, sempre per fare un esempio, cioè, è necessario proprio descriverli? No, è necessario descrivere delle cose concrete e soprattutto evidenziare l'azione. Ad esempio per quanto riguarda i sensi e gli aggettivi, che insomma sono molto legati, anche con gli aggettivi bisogna fare molta attenzione, perché anche qui c'è una brutta abitudine di utilizzarli in modo esagerato. Invece bisogna utilizzare solamente quelli non generici, bello, brutto, simpatico, antipatico, alto, basso, ma quelli concreti che sono, guarda caso, quelli legati ai sensi e sono quelli che ci dicono qualcosa. Per esempio? Morbido, rosso, i colori, spinoso o ruvido, senti, sono cose che evocano. Che ti sembra di sentire. Molle, certo. Gli altri insomma si possono trasformare attraverso delle scene insomma vere e proprie, con dei giri di parole, con delle frasi, in maniera tale che si utilizzino il meno possibile. Tutte le cose generiche sono messe al bando. Un'altra cosa che non si deve utilizzare nello scritto è la propria opinione. La propria opinione non si deve utilizzare, oppure fare grandi scrivere di cose filosofiche o di ideologie, per carità. Quando si scrive un racconto, no, limitati solamente a scrivere quello che vedi o quello che hai vissuto o visto, senza far troppi commenti, preamboli o introduzioni che diciamo esprimono solamente il tuo pensiero. A me interessa
interessa che tu mi scrivi quello che è successo. Andiamo direttamente al sodo. Sì, andiamo direttamente al sodo. Perché un po' insomma quello che bisognerebbe fare anche quando si parla, no? Esatto, forse sì. si perderebbe Bisogna anche... sfrondare, per quello che nei testi io delle parole che vengono messe giù io ne elimino metà, cioè se ne devono eliminare metà, perché sono tutte parole che non servono. Un esercizio che faccio è appunto quello di fare, che ne so, scrivimi la tua autobiografia, per dire, perché abbiamo parlato prima di autobiografia, in 200 parole, e non è facile, no. ma è una bella sfida, perché sei costretto a togliere tutto il superfluo, rimane proprio, insomma, il succo. È più difficile adesso farlo in un periodo in cui siamo magari molto legati alle immagini. Cioè scrivere, voglio dire, ti costringe magari a visualizzare in testa le cose e a raccontarle, mentre siamo un po' schiavi tutto sommato, no? Sì, è una bella opportunità, come dicevo prima, per ritornare ad essere un po' più dentro te stessa e un po' meno fuori, perché diciamo in questa nostra realtà dove siamo pieni di immagini, di stimoli, di suggestioni, è anche utile, per carità, come si diceva prima, internet, siamo bombardati da un sacco di stimoli, però si rimane molto spesso in superficie. Invece l'opportunità di andare in profondità si dovrebbe analizzare. E c'è qualcosa che si può consigliare magari a chi ha dei bambini o dei ragazzini, degli adolescenti che possono diciamo trovare la scusa proprio insomma grazie alle tecnologie per non scrivere, cioè per far capire che magari si perdono per strada qualcosa, se perdono il piacere? Io non ho mai trattato, non ho mai fatto lavori con i bambini e con i ragazzini, però penso di farlo. L'esperienza che ho io è quella di mio figlio. La cosa che posso consigliare è quella di leggere tanto ai bambini, perché penso che l'esempio sia fondamentale, leggere tanto ai bambini. Leggere tanto ai bambini. E a proposito, chi arriva a fare questi corsi in genere ha un bagaglio anche culturale fatto? No, non necessariamente. Ci sono gli operai, come la persona che ha due lauree, adesso una ragazza che è con me, che viene al corso da me, ha 2 lauree. Non ci sono bagagli particolari, perché le cose da dire ce le abbiamo tutti, veramente. E anche il talento un po' ce l'abbiamo tutti. Quello che porta fuori il talento, in effetti, è la tecnica, e la tecnica si impara. Un attore non nasce imparato, nessuno nasce imparato, bisogna imparare la tecnica perché vengano fuori le cose belle che noi abbiamo da dire. La tecnica è indispensabile. Anche se è vero che ci sono attori magari più dotati di altri. Certo, ma c'è sempre chi ha talento più di un altro, insomma, però quello che tu hai lo puoi portare, insomma, ai massimi livelli con degli accorgimenti, studiando, non insomma. C'è qualcosa però che magari è bene leggere, c'è qualche libro che comunque... sì, certo, guarda, ognuno ha, io li chiamo i genitori di lettere, gli scrittori o le scrittrici di riferimento. Ecco, tu devi prendere quelli e leggerli tanto, devi leggere tantissimo. Ma come fai, nel senso, ognuno li sceglie? Lo senti, tu insomma dopo un po' di tempo capisci qual è lo scrittore che a te piace o quello che non ti piace, si diventa selettivi anche con l'età. Per cui alla fine scegli e vai avanti per quella strada. E io dico sempre che è meglio leggere 100 volte lo stesso libro, che è quello che ti piace, piuttosto che leggere 100 libri diversi, perché analizzando la scrittura dello scrittore che ti piace riesci a capire quali sono anche i meccanismi che possono andare bene per te, perché prima della scrittura c'è la lettura è fondamentale anche nei testi, prima impari a leggere i tuoi testi, a capire anche razionalmente com'è che funzioni, dove sbagli, quali sono i tuoi pregi, i tuoi difetti, eccetera. E poi ti puoi mettere anche a costruire qualcosa di valido, però prima devi leggere e scrivere è fondamentale. E far leggere le tue cose a qualcuno può essere utile, può anche essere magari un amico. Ma anche questa è una fase indispensabile, perché finché rimane nel tuo foglio, tra te e il tuo foglio, insomma, capisci e non capisci, in genere sei contento di quello che scrivi. Ma nel momento stesso in cui tu prendi il tuo foglio e lo consegni alla persona che lo deve leggere, già lì cominciano a venirti dei dubbi. Eh sì, perché dici, sì, ho scritto qualcosa di buono. No. Comunque sì, anche questa è una fase che è importante. Poi più persone leggono i tuoi testi, meglio è, perché ognuno dà il suo riscontro. Poi comunque tu devi decidere da solo, insomma. Bene. Lo senti.
Siamo in chiusura con Bruno Graziani. Allora, Desperate Writers, Vademecum per scrittori irriducibili, Kellerman editore. Insomma, se avete queste velità, ma non necessariamente, ecco il libro per voi. Grazie veramente. Ecco. E noi ci rivediamo invece tra 2 minuti con un altro farmacista che però ci parlerà di farmacia.